Mortegliano, in friulano Mortean, è un paesone nella pianura friulana a sud di Udine, da cui dista una quindicina di chilometri lungo la strada che dal capoluogo provinciale porta alle spiagge di Lignano. Si riconosce subito anche da lontano, grazie a quello che è il suo simbolo e vanto, il campanile più alto d'Italia, inaugurato nel 1959, che raggiunge la bella altezza di oltre 113 metri. In una vecchia canzone popolare, Mortegliano non è solo lodata per il suo monumentale toro, ma anche per il suo duomo, detto, forse non a torto, il Mior de Bassa. All'interno di questo vasto luogo di culto di stile neogotico è collocato uno dei capolavori dell'arte lignea friulana del Rinascimento, la maestosa pala d'altare di Giovanni Martini, ricca di statue e rilucente di oro. Mortegliano, un tempo, era conosciuta per le sue strade larghe, fiancheggiate dai ruscelli, per le sue filande, per la laboriosità dei suoi agricoltori, poiché la sua prosperità è venuta proprio dalla terra e da un prodotto in particolare, il mais. La storia di Mortegliano è una storia che incomincia al tempo dei Romani, quando queste terre, ricche di acque sorgive, furono dissodate e coltivate a cereali e viti. Quando la potenza di Roma non riuscì più a difendere queste terre, Mortegliano si rafforza su un naturale rialzo di terra, forse originato dal ritirarsi dei ghiacciai, forse dai terremoti, e nasce il paese, distrutto e ricostruito più volte, per lo più da poveri contadini che coltivano le terre all'intorno ed allevano bovini ed ovini. Della storia di Mortegliano vanno ricordati tanti episodi, dalla guerra della Lega Santa agli inizi del Cinquecento sino alla Prima Guerra Mondiale, quando per le vie del paese fu combattuta una delle più aspre battaglie dopo la ritirata di Caporetto. Oggi Mortegliano conta circa 3.500 abitanti ed ha allargato il suo abitato anche a quello che era la periferia. L'agricoltura, benché importante tuttora, non è più l'attività dominante. Negli ultimi anni sono cresciuti i commercianti ed i servizi, mentre non trascurabili sono le attività artigianali e piccolo-industriali. La comunità morteglianese ha raggiunto negli ultimi 50 anni una buona qualità della vita, grazie sia all'impegno dei privati, sia all'intervento pubblico. È un ambiente ricco di fermenti positivi, basti pensare che le associazioni sono circa 50, di iniziative sociali, culturali e sportive. Blave di Mortean significa solidarietà, generoso donare, prontezza, azione a sprezzo di qualsiasi calcolo e di pericolo, laboriosità. Blave di Mortean significa anche abbondanza di frutti e non soltanto di quelli che provengono dalla coltivazione della terra. La comunità paesana, infatti, si è sempre compiaciuta di cose belle e grandi, con un po' di ostentazione e di giusto orgoglio. Buine Blave, secondo il Pirona, però, significa anche volpe vecchia, cioè astuzia ed esperienza messe assieme. Questo detto probabilmente è nato sui mercati granari, dove la gente di Mortegliano portava i suoi prodotti e principalmente il mais. Blave di Mortean, restando nello stesso ambiente, si riferisce anche alla qualità del mais, che a Mortegliano e nei dintorni ha trovato il suo habitat ideale, grazie alla composizione dei terreni, al clima, alla disponibilità di acque. La pianta del mais viene dal Nuovo Mondo, scoperto da Cristoforo Colombo nel 1492. Nel centro dell'America costituiva uno dei principali alimenti delle civiltà autoctone e maiz, nel linguaggio maya, dovrebbe voler dire la grande madre che nutre.
Agli inizi del Seicento i primi semi di questa pianta vennero portati in Spagna e di lì diffusi in tutta Europa. La gente non la conosce come mais, ma come grano turco. Ci sono due spiegazioni ugualmente valide per questo termine. L'una deriva dal fatto che Venezia non importò le sementi direttamente dalla Spagna, ma dai turchi, che ne avevano sperimentato la coltivazione in Medio Oriente e in Nord Africa. L'altra, che turco, nel Seicento, stava anche per straniero, esotico, sconosciuto, e fu così denominato questo grano. Il mais in Friuli arriva dopo le grandi carestie di fine Cinquecento, come sostitutivo nelle polente del sorgo e del saraceno. La prima testimonianza scritta è del 1602. Circa 40 anni dopo, i libri dei Camerari, amministratori della chiesa di Mortegliano, registrano per la prima volta nelle entrate in natura per affitti sorgo turco, e da allora le quote saranno sempre crescenti, con il massimo alla fine del secolo XVIII. Mortegliano diventa così il paese della Blave, che viene venduta sui mercati di Udine in Piazza dei Grani oppure conferita al Fontico, per equilibrare le annate scarse. All'inizio le varietà sono piuttosto scarse di frutti, ma a poco vengono introdotte delle nuove, sino ai moderni ibridi, frutto dello studio genetico. Troppa polenta e troppo mais, senza accompagnamento di altro, producono in breve un fenomeno come quello della pelagra, malattia dovuta alla vitaminosi. La coltivazione del mais a Mortegliano non sarebbe stata così fortunata se non ci fosse stata anche la possibilità di irrigarlo con le abbondanti acque di sorgiva e, dove queste non si trovavano, con i canali della Roggia prima e dell'Edra Tagliamento nell'ultimo secolo. Alla fatica di far scorrere l'acqua dentro delle cunette con turni faticosissimi, anche notturni, oggi, ovunque, si è sostituita un'innaffiatura a pioggia, capace di mantenere verdi nel loro ciclo di maturazione i gambi e le pannocchie del prezioso cereale. Con il mais, usando l'intera pianta, si possono fare molte cose. Già quando è verde è un ottimo foraggio per gli animali. A parte il frutto ricco di grani, i gambi costituivano un'ottima lettiera per gli animali. Le foglie seccate della pannocchia, deteschus, venivano usate come contenuto dei materassi. I tutoli, o curugui, producevano rapidamente calore nelle cucine. Oggi abbiamo scoperto che dal mais si possono ricavare un olio eccellente per la dieta, benzina verde, prodotti biodegradabili che sostituiscono la plastica ed un'infinità di altri prodotti. Si può davvero affermare che il mais è un prodotto essenziale della nostra realtà ed anche quando ci divertiamo un sacchetto di popcorn ce ne ricorda la presenza. Nel nord Italia, in Veneto ed in Friuli, mais vuol dire soprattutto polenta. Ogni sera le vie di Mortegliano, al calar delle prime tenebre, risentivano di un solo profumo, quello della polenta. La cuocevano pian piano, sui vecchi focolars, misurando bene l'acqua, il sale e il fuoco, mescolando con la mazza man mano che scendeva la farina nella scura tialderia, e fino a che non diventava densa e cotta a puntino, non la scolavano sulla tavola, la brea di polente, tra fumi e profumi. Veniva tagliata soda con il filo ed era gialla come nella migliore tradizione, quasi un sole a rallegrare la mensa dei poveri. La polenta si poteva mangiare sia calda, appena fatta, sia fredda, specie al mattino, sia abbrustolita sulla piastra, accompagnata a vari cibi. Ed era sempre buona, anche quando si accompagnava da un po' di latte, poiché non c'era altro. La polenta è il simbolo e la poesia di una civiltà ormai passata. Attorno ad essa si univano le famiglie patriarcali del paese. Viveva un mondo che ora non è più ed è svanito come quei lontani profumi. Parlare di polenta ci porta di conseguenza al mulino, dove il grano viene lavorato da grandi macine e dà la buona farina, la crusca o la semule, il noli ed altre componenti di questo frutto multiforme che è la blave. Il mulino è ancora al suo posto, lungo la Roggia, con le sue antiche mole,
con il mugnaio che da anni e anni sapientemente macina. È un angolo di Mortegliano dove il tempo pare si sia fermato. Il paese aveva altri mulini che ora sono scomparsi e nei secoli la famiglia nobile degli Strasoldo vi aveva esercitato lo ius molendinarium, ma di acqua tra le pale ne è passata tanta, come è passato il suono della campanella che un cavalluccio portava al collo, per avvertire del passaggio del mugnaio a raccogliere il grano turco e a restituire farina. La moderna meccanizzazione dell'agricoltura ha tolto la fatica, ma anche la poesia, dal ciclo della blava. L'aratura avveniva in primavera e la semina era accurata, chicco per chicco, con parsimonia. Appena le piantine nascevano, al sole di primavera, già forte, veniva il momento di rarì, cioè di stanziarle e rincalzarne le radici. Poi vi era il problema del togliere le erbacce che ne soffocavano la crescita e sul bel mezzo dell'estate l'improba fatica dell'irrigare. E tutto poteva essere pregiudicato da un temporale troppo violento e dalla grave. All'arrivo dell'autunno le pannocchie erano pronte e già si distinguevano quelle buone dai civons cresciuti a metà oppure attaccati da qualche malattia. La famiglia intera si mobilitava per il scurbuscià, per togliere le foglie dalle pannocchie, che poi, a mano, con strumenti rudimentali, venivano sgranate. Mais, a Mortegliano, non è mai stato solo polenta. Già la pannocchia con il suo latte giovanile poteva essere bollito o abbrustolita. I grani maturi fatti saltare sul fuoco potevano diventare fritules, una specie di popcorn. In cucina la farina serviva per il giuf, con zucca e latte, un cibo nutriente e sano dei giorni invernali, oppure per diverse specialità come la minestra a base di verdure. La polenta fredda poteva servire a creare dei piccoli gnocchi da condire con gli spinaci. Ecco i paparoz. Ed infine il re dei dolci friulani, il pan sortur, che al mais abbina pinoli, uvetta ed altri ingredienti per solleticare i golosi. Da alcuni anni i festeggiamenti settembrini, tradizionale appuntamento a Mortegliano che conclude le sagre estive, sono incentrati sul mais e sul detto Blave di Morteano. 2 convegni hanno messo in luce la storia ed il ruolo del mais nella realtà paesana ed in Friuli, sottolineando il buon lavoro che nella selezione delle specie originali friulane e nella loro tutela sta svolgendo il Centro regionale di sperimentazione agraria di Pozzuolo del Friuli. Al centro della festa, il rito della maxi polenta preparata con farina di mais coltivato con metodi naturali è stato un ritrovarsi della comunità attorno a questo frutto, la blave. Questa volta viene lasciato spazio alla fantasia e all'esperienza culinaria, all'insegna del non solo polenta, ma qualcosa di buono in più. L'edizione 1993 dei festeggiamenti settembrini accoglie infatti come novità la presentazione di una rassegna gastronomica denominata Cucina con il mais, serata che vede la presentazione di un menù completo a base di mais curata dalla Federazione Italiana Cuochi. Di particolare importanza la diretta collaborazione dei ristoratori dell'intero comune di Mortegliano che durante tutto il mese di settembre presenteranno una pietanza a base di mais, offrendo in omaggio il piatto ricordo della rassegna. I festeggiamenti concluderanno con il terzo convegno Blave di Mortean, l'incontro dibattito sul tema aspetti economici della coltivazione del mais.
attraversa la campagna di Mortegliano, dalla primavera all'autunno, vede ancora diffusa la coltivazione del mais, la blave, che collega ad una storia, ad un'identità, una vera madre che nutre, che apre i nostri cuori e i nostri campi ad antiche lontane civiltà. Questa è la blave di Morteano.